C'era una certa attesa, soprattutto in merito ad uno di essi, per quanto concerne i candidati regionali per la Lega alle elezioni europee. Oggi, nel corso di una conferenza stampa, l'arcano è stato svelato. Presente il presidente della regione Massimiliano Fedriga, il segretario regionale del Carroccio Marco Dreosto ha disvelato il terzetto. Abbiamo Stefano Zanier che è assessore all'agricoltura e proverà questa straordinaria esperienza della campagna elettorale per le europee. Anna Cisint, sindaco di Monfalcone, e ovviamente Elena Lizzi, parlamentare europeo uscente. In sostanza la squadra leghista risponde a più di un criterio, una presenza capillare sul territorio e una provata esperienza amministrativa e anche, lo ha sottolineato il presidente Fedriga, il coraggio di affrontare le cose per come esse sono e il riferimento al sindaco di Monfalcone era palese. La Lega è stato l'unico partito in Europa che ha mantenuto quello che era il proprio impegno elettorale fatto nel 2019, quindi salvaguardare agricoltura, imprese, territorio, lavoro, identità, cose che evidentemente questa Europa non ha fatto. Noi ci riproponiamo quindi con un programma che vada proprio incontro a queste esigenze: tutela del Made in Italy, tutela della nostra agricoltura e poi anche la tutela di quelle che sono le identità. Analizzando quelli che potrebbero essere i riflessi nazionali del voto europeo, non si dovrebbe, ma ci si ricasca sempre. Sollecitato dai giornalisti, Dreosto risolutamente nega che esso possa diventare un referendum sulla gestione della Lega ad opera del segretario nazionale Matteo Salvini, che certa stampa vorrebbe assediato dal fronte interno. Penso che ci siano delle strumentalizzazioni che ovviamente tendono sempre a guardare quelli che sono gli aspetti negativi, a buttare un po' di benzina sul fuoco su quelle che sono le polemiche. Noi riteniamo invece che con il buon lavoro di chi effettivamente ha dimostrato con i fatti come si fanno le cose, dando risposte concrete ai cittadini, si possono ottenere risultati. Questa è la Lega di territorio, la Lega dei cittadini, la Lega che dà risposte.